Quindi, cosa che succede? Ho le frecce tricolori qua che suonano sopra, no? Guarda, ti faccio vedere. No, non devo farti vedere niente, devo dirti, ecco, no? Farti vedere. Allora, cosa succede? Io adesso volevo dare un po' una pulitina al camper. Vedo che l'acqua, occhio, l'acqua, vedi, mi è già qua. Cioè, la prima notte che faccio qua, porca miseria. Boh, so se che 100 litri per un camper sono proprio pochi. Quindi, io adesso prendo, vado a fare un giro, vedo se trovo la rivista in camper, mi pare c'ho la foto, che ha il libricino con tutte le aree di sosta gratuite a pagamento. Ce n'è una qui a Lignano, quindi ci andrò questa sera, ci andrò dopo a ricaricare. Se è aperta l'acqua che funziona tutto, faccio la puntina di quell'area di sosta gratuita. Altrimenti niente, provo ad andare al mio primo distributore e vediamo come funziona. Occhio, guarda una roba. Op. Guarda le montagne, stupendo, mare, montagna, laguna, spiaggia, tutto in uno, stupendo. Camper Zingano, ciao Camper Zingano, i miei dadoni tamaroni. E il mio cane non viene fuori a fare le sue robe. Cane? Dov'è il cane? Signor cane? No, ha detto che sta là. È già finita la batteria. Ciao! Cioè, scusa se è poco, ma lo spettacolo privato e controluce a 1000. Vai Gabbiano, anche tu! Ciao cane, cane malvagio, cane malvagio, cane malvagio. C'è un po' di desolation. Mucho calor, si sta veramente a Dio. Guarda, è arrivato l'amico camperista che abbiamo circolato prima, che adesso è andato via. E sto mangiando, cosa mi sono mangiato? Ho mangiato una banana, le bacche di goji, sta roba qua che è stranissima, te la faccio vedere, buonissima, tipo delle noci asiatiche, troppo strane, troppo buone, sono tipo dure, poi quando le mastichi sono friabili, stranissime, e un po' i mandarini. Questa mattina mi sono svegliato e bella ciao, bella ciao, bella ciao, ciao, ciao. Oi oi oi. Vieni a fare un giro. Chi c'è là? Vogliono parcheggiare qua. Digli. Ehi. E beh, che te si ferma là, che ti immortalo nella tua bellissima. Questa mattina mi sono svegliato. Questa mattina mi sono svegliato. E bella ciao, bella ciao. Amy, vai! Ciao, bello. Alle montagne, bellissimo. C'è il mare, il faro e le montagne con la neve. Guarda che robe. Vero Amy? Oh! No? Vabbè. Mi piace. C'è la barchetta, il tizio che vola. No, come non detto, devo andare nell'area di sosta, no? Mi hanno inscatolato dentro, cioè il furgone è qua e qua non ho spazio per girarmi. Avrei spazio di qua, ma o vado col culo di là, dopo vado di là, muso di là, culo di là e giro di qua. Sì, 50.000 manovre. No, vai mona, vado stasera. Vai su qua. Brava. Bella. Wow.
Ok John, allora andiamo a vedere sta area di sosta gratuita per camper. Io ho 2 macchine dietro, in teoria secondo i miei calcoli non le pincio neanche, quindi non gli vado addosso. Vediamo se è vero, facciamo un po' di retro, vediamo, giriamo tutto. Senti i rumori? No? No, ma è troppa potenza sto camper. Cioè, pensavo di fare 2 manovre, invece guarda, tac, perfetto. No, un buon sterzo, un buon sterzo. Va buon, dai, via, andiamo. È a, fermo che ti dico, a 4,9 km da qua, dal faro di Lignano. E di solito, sai, d'inverno trovi sempre camper qua. Sì, un camper alla volta, 2 da quando sono arrivato anch'io a rompere le balle. Ok, non c'è nessuno. Perché vedi, parti dallo stop col motore freddo e qua c'è sta mega salita, un cacchio, un altro stop là. E vabbè, la facciamo in seconda, dai. Allora, vediamo, le macchine dovrebbero arrivare solo da sinistra perché è senso unico. Vediamo, non c'è nessuno, bene, via via. Vai camperino, sfoda la potenza, senti, senti, senti che roba, mamma mia. Che roba, sì, che bomba. No, secondo me dai, ci vado tranquillo in montagna. Ho sempre la paura, ma metti anche in quarta. Cioè, sei dietro te, non vedi. Vieni davanti. Vabbè, ma mal che vada d'estate, se c'è cacao meravigliao, cioè nel senso che c'è confusione, mi metto a dormire su un parcheggio di un supermercato, è pieno qua. Sì, non vedo, no dai, parcheggio proprio zero problemi. Il GPS lo segna qua, che in teoria è questo, devo capire come entrarci, si entra qua. Ok, allora questo è quello segnato dal GPS dell'allegato di Camper Life. Giro e devo trovare dov'è il discorso dei camper, no? Ricarico acqua. Fammi vedere, questi sono parcheggi normali. Qua cos'è sta roba? Spogliatoio? No, non devo spogliarmi, fanga freddo, cazzo mi spoglio. Non è qua l'acqua, acqua, parcheggio, non trovo nulla io dei camper. Ingresso atleti, parcheggio 5. Allora andiamo a vedere prima a destra per sicurezza, che è la parte più breve, in modo da dire ok, l'abbiamo fatta. Alza i fari. Come che si alza i fari? Aspetta, no, stai a freccia. E ciò, eccola. Allora, vediamo, parcheggio. Qua dentro che c'è qua? Dentro, dai, vai a vedere qua. Che c'è qua? Niente, non c'è, no, questo è il retro dello stadio. Qua c'è l'acqua fun, il parco acquatico. Beh, adesso mi farai girare col mio camperino qua. A parte che con 20, 30 o 32 manovre ce la faccio, sì, infatti, eccola. Ah, devo girarmi in questo spazio angusto. No, si esce di qua, si esce. Che posti tetri, che posti Tetris. Ecco, perché siamo in Furlandia, quindi Tetris che sta. Qua è il campo da calcio, non posso entrare col camper nel campo da calcio. Cioè si posso, ma dopo là non c'entra niente. Continuiamo. Qua c'è un altro simbolo del parcheggio. Oh Dios, però non vedo simboli del camper. No, ma stiamo comunque andando molto fuori dalla coordinata GPS che era stata indicata dal manualetto. Boom, via, torniamo indietro per la strada Tetris. Senti che potenza, senti, mamma mia, senti i cavalli qua. Pararapumpite, pararapumpite, pararapumpite. Boh. Allora, vabbè, intanto abbiamo visto che di là non c'è niente, di qua manco che manco, qua mi giro senza prendere nessuno, perfetto. Vai camper in terza, dai, fa l'uomo, dai, eccolo là, bravo, fagli vedere, per l'uomo che non deve scalare in seconda mai, dove mi porterà questa stradina.
Al largo arriva, non ne ho idea. E se fa freddo mi prendo la diarrea. Allora di qua e ne andiamo di là. Vediamo. Allora qua ci sono tutte le P normali, non ci sono colonnine o robe strane, è un parcheggio vuoto. Ciao Amy, Gioia, vuoi venire su? Vieni qua nel tuo posto da copilota. Vieni su, dai. Ah, ti devo aiutare. Mannaggia sti cani viziati. Opla! Eccola, brava. Aspetta Amy che bisogna anche trovare il discorso qua. Allora, aspetta che sbasso i fari, se no la gente resta accecata dalla mia potenza. Qua il furgone lo evitiamo, non vedo. Cos'è sta roba? Può essere? No? Sì? No? No? Sì? Là cosa c'è scritto? Sono un cartello tipo divieto di giocare a pallone col cane. Cazzo i cartelli sono quelli? Vabbè, oh! C'è niente qua, poi in zona, ma non nel punto dove era segnato, perché le coordinate portavano lì, all'ingresso dove siamo arrivati prima. Vabbè, allora io torno indietro e me ne andrò su un distributore a far l'acqua. Grande camper! Fai vedere qua? Ma che vado dentro qua che sono curioso. Vediamo. Qua c'è la fermata per tirar su la gente. Guarda Amy, facciamo i fighi visto che noi abbiamo il veicolo grande adesso. Ecco qua. Eccola, buon partenza. Biglietto prego. Vediamo anche qua, no? Vedi, non c'è niente. Niente de niente. De nada. Qua c'è un raduno di bidoni e l'immondizia. Qua uguale, proprietà privata. E sto discorso del scarico e carico acqua del camper io non lo vedo mica. Cioè hai visto i giri li abbiamo fatti anche, mi sembra abbastanza piano e diligentemente. Quindi per cui Amy, che dici? Che famo? Chi siete? Quanti siete? Un fiorino. Guarda che qua è con senso unico, vai di qua. Strana sta roba, strana. Questa è in seconda Ciccio, dai, per stavolta questa è in seconda, dai. Potenza estrema. E adesso facciamo una roba furba, appoggiamo il camper all'entrata, scendo a piedi e vedo dov'è sto rubinetto, se c'è. Eccolo qua, che lusso, aria acqua, che lusso! Nella parte destra tra l'altro, non mi serve neanche, che lusso! Bene, del lusso si sta caricando con la mia bella gommina, aveva già l'adattatore più o meno funzionante. Oh là, buono, molto buono cazzo. Allora, osservazioni personali, nel mio caso la gomma non va nel gavone dietro, è scomoda, vedo di tenermela nei piedi passeggero finché non ci sarà il passeggero, diciamo, no? Dopodiché gli adattatori, va bene, non ho dovuto usarli perché c'era già, però non so dove li ho messi, sono nel camper ma non so dove. E un'altra cosa, ah sì, mi servirà un fil di ferro, un qualcosa per come si dice, per legare il tubo. E poi forse 7 metri sono stati troppi, forse ho fatto una cazzata, ma anche no, diciamo per la maggior parte dei casi sì, sono troppi, ma se dopo trovi un rubinetto che magari è dentro un'aiuola, cioè sparo per assurdo, capisci? Là no, i 7 metri è meglio averli che non averli, dai. Per il momento per questa fontanella qua sono stati tantissimi 7 metri, che ce l'avevo lì attaccata, ovvio. Vabbè, dai, via alla base, poi arriva la Gentil Pulzella e quindi io e te per oggi ci chiudiamo qua. Preferisco le donne a te, cioè incredibile, pazzesco. No, devo pensare dove mettere quel tubo dell'acqua, non mi va bene là. Intanto dessert. I gabbiani, Amy? Hai visto i gabbiani?
Ma visto fare la recensione qua a Lignano, guarda qua, qui droni tutti quanti, un trofeo messo a Rai di Max. Vero Emmy? Tu ne sei grata, lo sai. Non ho mica capito che fanno qua, no? Adesso è una troupe televisiva, hanno 3-4 droni di quei macchinari che da appassionato mi è venuto un mezzo orgasmo e buongiorno, ma vuoi mettere, digli corri in culo anche ai suoi macchinari, guarda che alba che c'è qua. Il mio cane, aspetta, non vado a mangiare gli altri cani. Amy! Cosa fai? Dai, non fare le cose pericolose. Occhio che è partito. Potevo farmi controllare anche il tetto del camper, così mi dicevano com'era, se l'ha preso bene. È figata questo, però non ha la GoPro, ha un altro tipo di telecamerina, sì, sicuramente roba più seria. Quello vabbè, non ci piove. E hanno questi super telecomandi, vedi, con quel tubo che guardano dentro, e un tablet addirittura come display, cioè robe non da barboni come qua, Ah raga, robe, dovrebbero essere 3 i droni. E noi, sai che facciamo? Te la do io l'idea. Prendiamo un palloncino, lo riempiamo d'elio e abbiamo il nostro drone. Oppure un aquilone anche. Beh, col palloncino forse sta più stabile, con l'aquilone... Ma dipende dal tipo di riprese che uno vuole fare. Comunque no, guarda. Bel palloncino pieno d'elio e un aquilone. Quello sarà il mio drone. Tipo 3-4 mila euro risparmiati. Perché loro, secondo me, ma vuoi che sia un film? Magari è un film, sai? Perché c'è, guarda, quel signore con la giacchetta blu e i capelli bianchi e loro inquadrano sempre lui, manco fosse una bella figa. Quindi ricordati, se esce fuori un film col signore col giubbotto là, con la giacca blu, che guarda i cocai, che sarebbero i gabbiani, eravamo qua a riprenderlo. E i tipi che gli dicono cammina qua, cammina là, guarda qua, guarda di là, no, tira su, tira giù, guarda il drone. Allora, tu sai che quando scarichi il materiale pirata da internet di film c'è lo screener, il DVD RIP, il BD RIP, eccetera, no? C'è una versione, adesso non mi ricordo qual era, l'SCR mi pare, che è quella dove la gente con le videocamere va al cinema a riprendere il film, no? E qua siamo a un livello ancora più pro, cioè qua filmiamo direttamente mentre costruiscono il film. Però sono curioso di capire che film è questo. C'è sto qua che va da mezz'ora che va su e giù e l'attore non è italiano, loro sì, senti sbatti gira, vedi, e lui è là che sta cercando qualcosa nel pontile. È un po' strano come film. No, ho scoperto una cosa bellissima, la GoPro funziona anche sotto carica. Fantastico, cazzo, fantastica sta roba. Comunque vabbè, quello non era quello che volevo dire. La mia gomma, ho cambiato idea, la metto nel gavone. No, qua no, non mi va bene tutto sto casino. No, gavone dai. Ok, quindi per cui quando sono a casa, vedi, lei è attaccata qua così, il suo cavetto è cortissimo. Per non taccare e staccare ogni volta prendo una prolunga, la faccio andare dietro là e così attacco e stacco il cavetto lì. Poi non ci sarà più la custodia subacquea, ma quella aperta che ho preso dovrebbe arrivarmi a giorni. E perfetto, cavolo, perfetto.